Se c'è un luogo simbolo dell'emergenza coronavirus in Veneto, questo è l'ospedale Madre Teresa di Calcutta, dove le evidenze dell'epidemia nella regione sono esplose il 21 febbraio. A distanza di più di un mese, il nosocomio di Schiavonia è l'hub destinato quasi esclusivamente alla guerra al Covid-19, più moderno del Veneto. I 434 posti letto di cui disponeva l'ospedale, che sorge nelle campagne fra Este e Monselice, sono stati ridotti a 200 per infettivi, 50 di terapia intensiva e altrettanti di terapia semi-intensiva. Nella struttura sono state allestite anche le tende a pressione negativa, che permettono di curare pazienti positivi in un'atmosfera controllata e senza esporre al virus medici e operatori. Un ospedale pronto alle sfide di oggi e a quelle di domani, per struttura, filosofia costruttiva e dotazioni. È un fiore all'occhiello della sanità veneta, del modello organizzativo che ci ha consentito di contenere nel migliore dei modi la diffusione di questa epidemia. I numeri cominciano a essere confortanti, questo è un ospedale Covid ultramoderno e proprio per questo è stato anche scelto per l'elevatissima tecnologia, attrezzato in pochissimo tempo.